I dati sono da brivido. In 2 anni e mezzo di applicazione del piano operativo contro la contraffazione, il cosiddetto modello Veneto, sono stati sequestrati 900 milioni di prodotti nocivi, 1600 persone sono state denunciate, 207 pubblici esercizi chiusi, 2 le persone arrestate. Non ci limitiamo a sequestrare i prodotti, ma saliamo a monte, scendiamo a valle nella filiera e seguendo le tracce contabili, amministrative e finanziarie. Grazie alle sinergie con gli enti locali, le associazioni di categoria, le università e le USL, le forze dell'ordine riescono ad arrivare a controllare anche se via del lavoro nero, eventuali evasioni fiscali e contributiva. Proprio queste collaborazioni con i loro risultati rendono il modello Veneto esportabile. È un modello che sta per essere copiato anche dalle altre regioni, sì che è importante perché il tutto è per combattere l'illegalità e soprattutto per combattere quel sistema economico, diciamo, illegale che approfitta dei consumatori e dei produttori. Contraffazione che si è ramificata e alla quale nulla sfugge, toccando tutti i settori, dalla moda all'agroalimentare, con guadagni importanti. Dietro ai piccoli prezzi ci sono i grandi inganni, i grandi pericoli per la salute e soprattutto in questo periodo di crisi. Una lotta alla contraffazione che può essere condotta solo con la collaborazione attiva dei cittadini e con un cambio culturale. Senza aver paura di denunciare. La prossima mossa del Consiglio regionale sarà la proposta di una legge nazionale che consenta di fregiarsi del marchio Made in Italy ai prodotti agroalimentari che siano effettivamente prodotti con ingredienti tutti italiani e non solo lavorati nel nostro paese.